Ad ogni allerta meteo, come quella di ieri, dovrebbero seguire interventi mirati da parte dei comuni al fine di liberare anzitutto i tompini, farsi trovare cioè pronti ad affrontare eventuali emergenze, un dovere sacrosanto degli uffici comunali preposti, un dovere però regolarmente disatteso. Così ci si limita soltanto ad informare i cittadini del rischio temporali per mettersi, insomma, la coscienza a posto. Ieri la pioggia caduta abbondante ad Agrigento ha causato disagi alla circolazione stradale per degli allagamenti che si sarebbero potuti evitare con una normale manutenzione delle caditoie, ma come al solito ci si è fatti trovare impreparati con la città allagata, in particolare sulle bretelle di via Imera e sul viadotto Imera, dove non si riesce proprio ad eliminare il lago che si forma ad ogni pioggia. E così si va avanti fino al prossimo temporale, sperando nel buon Dio, perché sperare nella normale amministrazione è proprio inutile.